La persona che entra in studio è Thomas Panto, di cui abbiamo parlato prima, che non so, abbiamo un'invasione. Io purtroppo sono espropriato, ho smesso di fare il conduttore, mi dispiace, sono... Ciao! Scusate, un piccolo fuori programma, non avevo previsto questo, però devo veramente ringraziare tutti, devo ringraziare specialmente anche Donatella, che è la prima promotrice di questa iniziativa e che ha subito aderito con entusiasmo. Senza di tutti voi non sarebbe possibile, io da solo lancio uno spunto, ma poi grazie alla collaborazione di tutti che queste cose si possono fare. Grazie Thomas. Sono veramente onorato di avervi tutti come ospiti, tutte anche le persone che sono intervenute telefonicamente. E anche quello che ricordo di Luca, di tuo padre, insomma, sì. Sia un bel... sempre un... Sì, è una persona che ci è stata sempre molto vicino anche a seguito di quello che ha vissuto in quel giorno, e quindi un grazie a lui, un grazie al presidente Galan, un grazie a tutte le persone che non ricordo adesso perché sono troppe da ricordare tutte, siamo in chiusura di trasmissione. Abbiamo ancora 2 minuti, abbiamo un editore giovane noi. Un editore giovane, complimenti intanto perché sta portando avanti con grinta, con forza. È una grande eredità e quindi complimenti. È un po' di aiuto genetico. Sì. Un po' di... Non so, Ci vuole. Capricorno di che giorno, scusa? 13 gennaio. Io sono siamo decade diverse? Sì. Cosa vuol dire? Qual è la decade del che? No, secondo me c'è anche un ascendente diverso, che però calcoleremo in un secondo momento perché è una cosa un po' comune. Però vedi, il Capricorno ad esempio è un segno che riesce pur da giovane ad assumere delle responsabilità, dei carichi di responsabilità molto più ampi di quelli che un suo coetaneo magari, adesso non lo dico per piaggeria o perché è qui presente, ma è una caratteristica del Capricorno, quindi siete in buone mani. Allora, titoli di coda stanno correndo. Jonathan, si aspettava questa trasmissione? No, un agguato. No, mi aspettavo così una piacevole chiacchierata, così è rimasta, è diventata, ha continuato, abbiamo delle cose molto positive, quindi per il 4 ottobre, ricordiamoci tutti per il 4 ottobre. Perché il Veneto è splendido, splendente. Specialmente quando fa a squadra. Quindi grazie.